Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Ozieri, seconda giornata di queste Final Four di promozione. Siamo in compagnia dei protagonisti della finalina, se così possiamo chiamarla, terzo o quarto posto, le due squadre uscite sconfitte ieri. Partirei da coach Mimino Sciretti, allenatore dell'Olimpia Olbia. Anzitutto non possiamo non chiederle due parole sulla partita di ieri. Assolutamente, per me è stata una buonissima partita a livello agonistico, a livello tecnico, molto equilibrata, una squadra più esperta di noi, ma sono contentissimo. Abbiamo perso a 20 secondi alla fine, più di così secondo me non potevamo fare. Però l'obiettivo è quello di salire sul gradino più basso del podio? Assolutamente no, l'obiettivo è quello di divertirci anche oggi, fare una bella esperienza e se ci riusciamo far giocare tutti e 12 del roster che se lo meritano veramente. Allargando un po' gli orizzonti, ci può fare, prima di fatto dell'ultima partita stagionale, un bilancio di questa annata dell'Olimpia Olbia? Ma per noi è stato ottimo, come noi avevamo l'obiettivo di lanciare i giovani. Chi ha visto la partita ieri avrà avuto modo di notare che due ragazzi del 2002, Camponovo e Careddu, hanno giocato in quintetto base, sono stati protagonisti. Alla loro età questo non è facile, quindi i nostri obiettivi sono raggiunti in pieno. Ha giocato anche Cadoni che è del 2001, francamente più di così per una società come la nostra non si può sperare. Giovani, bisogna farli giocare, noi ci proviamo sempre da anni, lo sapete. Grazie mille a Mimino Sciretti. Alla mia destra invece abbiamo il presidente dell'80 Basket Paolo Gallo. Le domande sono di fatto più o meno le stesse, la differenza è che la vostra sconfitta rispetto a quella dell'Olimpia Olbia è stata un po' più pesante in termini di punteggio, sì, di prestazione. Assolutamente, loro sono stati innanzitutto molto bravi, molto bravi sotto diversi punti di vista, dal punto di vista tecnico, atletico, ma soprattutto penso mentale. Questi ragazzi, i ragazzi del Sant'Orsola hanno fatto secondo me un buonissimo campionato, sono arrivati alle Final Four probabilmente più scarichi mentalmente, più liberi, essendo arrivati quinti potevano anche magari perdere la partita di ieri e quindi hanno fatto una prestazione all'altezza, molto bravi. Noi invece, se c'è qualcosa da recriminare, è proprio questo. Probabilmente troppo carichi, abbiamo perso tanto emotivamente, anche perché l'ultima partita di campionato era proprio la sfida tra noi e il Sant'Orsola ed era andata diversamente. In 2 settimane le cose sono cambiate completamente. Ovviamente in bocca al lupo a loro e noi dobbiamo imparare da questo come sempre e andare avanti. Ha parlato dei giovani del Sant'Orsola e della loro leggerezza mentale. Secondo lei è più figlio del piazzamento in regular season oppure del fatto anche che essendo molto giovani erano a maggior ragione ancora più leggeri dal punto di vista mentale, appunto? Ma è una leggerezza che è anche una grande forza, non è semplicemente leggerezza, appunto, cioè arrivare qua comunque davanti al pubblico che c'è in questi 2 giorni, che non è solito vedere in promozione, bisogna anche essere pronti per farlo. Sicuramente sono ragazzi abituati anche a giocare spesso finali da quando sono ragazzini, questo sicuramente li aiuta, sono stati bravissimi loro, poco da aggiungere, sono la squadra probabilmente delle 4, penso, avendo visto le partite ieri, più in forma. Poi ripeto, anche oggi lo vedremo in finale. La finale fa testo a sé, ci sono diverse componenti e variabili che possono decidere una partita. Mimino Sciretti ci ha detto che non vuole arrivare terzo, voi? Assolutamente no, assolutamente no, noi ci proveremo anche oggi come sempre. Perfetto, io ringrazio i miei ospiti, Paolo Gallo alla mia destra, presidente dell'80 Basket, e il coach dell'Olimpia Olbia Mimino Sciretti. Noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, ci risentiamo fra 4 minuti di poco abbondanti per la diretta di 80 Basket Ozieri, Olimpia Olbia, finale terzo o quarto posto delle Final Four del campionato di promozione di basket. You can call me stupid, you can call me sheep, you can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her will get to me, and if you're right then you're in trouble, dear, 'cause I will break my, I know I won't wait.
Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Io quando volete, dimmi. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Ozieri, finale terzo o quarto posto della Final Four di promozione di basket. Si affrontano l'80 basket di Ozieri, squadra padrona di casa, e l'Olimpia Olbia, squadre negli Addel, per caricarsi pochi secondi prima della palla 2 che sarà alzata dai signori Davide Sanna e Riccardo Battara, che dirigeranno la sfida. Andiamo a darvi lettura di quelli che sono gli starting five, le scelte iniziali dei due coach, partendo per dovere di ospitalità dall'Olimpia Olbia di Mimino Sciretti, che parte con il numero 3 Andrea Cadoni, col 4 Gianluca Sciretti, col 9 Antonio Marras, col 14 Alessandro Camponovo e col 41 Gabriele Careddu. In panchina siedono il numero 5 Ciro Rapuano, il numero 6 Lorenzo Salvatore Fresi, il numero 8 Domenico Canu, il numero 13 Francesco De Lugas, il numero 15 Fabrizio Monaco, il numero 18 Antonio Pileda, il numero 32 Pierpaolo Busi. Per quello che riguarda invece l'80 basket di Enrico Marongiu, i primi 5 sono il numero 8 Aldo Porcu, il numero 12 Sebastiano Pericu, il numero 19 Nicola Correddu, il numero 24 Pietro Saba, il numero 30 Alessandro Lai. Partono dalla panchina il numero 1 Luigi Agostino Lode, il numero 7 Alessandro Pala, capitano della squadra di casa, il numero 9 Stefano Panza, il numero 10 Enrico Bogliolo, il numero 20 Stefano Niedo, il numero 32 Luca Cossa e il numero 33 Paolo Pala. Ozieri che si è fatta sorprendere da Sant'Orsola, ma tanto ci uniamo anche noi al minuto di silenzio.
Stavamo per raccontare quello che è stato il cammino nella giornata di ieri per le due squadre, dicevamo, dell'80 Basket, che si è fatta sorprendere dalla Sant'Orsola Sassari, riuscita sconfitta nettamente dalla sua semifinale con il punteggio di 81-63, mentre invece Olbia ha perso una partita più equilibrata, 77-71 contro la New Basket Ploaghe. Tanto il primo attacco è per la formazione di casa, c'è il piazzato del numero 10 Bogliolo, è partito in quintetto un po' a sorpresa, invece no, si trattava del numero 19 Corredu, ha preso il piazzato e ha catturato la carambola depositando nella retina avversaria i primi 2 punti di questa finale terzo quarto posto. No look qua di Saba che è andato a cercare Pericu sotto canestro. C'è il primo fallo della partita commesso da Gianluca Sciretti, messa dal fondo, affidata ancora il numero 24 di casa. Arriva ancora il taglio dell'attivissimo Corredu che mette altri 2 punti a referto, tutti i suoi, i 4 punti dell'80 Basket. Olimpia Olbia ancora alla caccia dei primi punti, attacco della squadra che potremmo definire in trasferta, affidato a Sciretti, si muove nel pitturato, riceve e mette 2 punti anche lui, il capitano Antonio Marras, dimezzando di fatto le distanze, andati via i primi 60 secondi di questo primo quarto a Ostieri. Ricordiamo finale terzo e quarto posto delle Final Four di promozione, quello che riguarda il basket maschile. Tanto qua si va sotto canestro da Perico, che commette una evidente infrazione di passi sul buon lavoro della difesa olbiese, che ha collassato sul numero 12 impedendogli un movimento legale. Di fatto perdendo palla, si va ancora da Sciretti, arriva il taglio di Cadoni a subire il fallo della difesa, commetterlo Alessandro Lai. Il primo fallo di squadra anche per l'80 Basket, e viaggio in lunetta per Andrea Cadoni. Classe 2001 Andrea Cadoni, quintetto giovanissimo, quello scelto da Mimino Sciretti, peculiarità del tecnico della formazione gallurese, sempre l'ottimo lavoro con i giovani. 3 millennial in quintetto, il 2001 Cadoni, il 2002 Camponovo e Caredu. Arriva la tripla e il sorpasso della squadra che nel corso di questo primo tempo, questi primi 2 quarti, sta attaccando da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione. Intanto palla ancora sotto per Pericu, che va a subire fallo della difesa. 2 liberi anche per lui, con l'opportunità di riagganciare la parità a quota 6 per il numero 12 per la squadra di casa, che ha chiuso al primo posto la regular season. Come detto, si è fatta sorprendere ieri dalla gran partita giocata dal Sant'Orsola Sassari. Pensate che fra le due squadre in regular season sono stati ben 14 punti di differenza. Si prende il tiro dal pitturato qui Marras, rimbalzo per la formazione olbiese, che rimane in zona d'attacco con questa rimessa da fondo. Qui battuta è affidata a Marras, riceve Camponovo. 8-6 il punteggio, 7-36 al termine del primo quarto a Ozieri, messa al lato per Olimpia Olbia, che mette le palle in gioco. C'è Sciretti, va il blocco per liberare Camponovo. Attacco un po' farraginoso qua dell'Olimpia Olbia, che riesce comunque a costruire un discreto tiro con spazio per Camponovo.
conclusione leggermente lunga, dall'altra parte prova a correre l'80 basket, tiro di Porcu è ugualmente impreciso, corre da una parte, si corre dall'altra, Olimpia Olbia un passo dalla palla persa, finta di tiro, mette palla per terra e poi prende la conclusione da 2 punti Sciretti. Può correre in contropiede, palla dietro la schiena e 2 punti appoggiati per Correddu. Nuova parità, quota 8. Tanta basket che ha pulito il cattivo attacco dell'Olimpia Olbia, qua si butta dentro senza paura Camponovo, trova il fallo della difesa, 2 falli per parte. Camponovo a bloccare per la ricezione di Sciretti che si butta in aria, poi lo scarico fuori per il tiro dalla lunga. Rimbalzo in attacco per l'Olimpia Olbia e altri 2 punti. L'ostacolo regolare di corpo da parte di Sciretti su Lai. La palla rubata per gli ospiti, allora prova a correre Sciretti, buon rientro qua dell'80 basket, allora ragiona la squadra gallurese, prova a sfruttare il contatto Careddu per di fatto mettersi in ritmo per un tiro che termina però solo sul ferro, a parte si arresta senza avere le idee ben chiare. Saba finisce per perdere il pallone, Olimpia Olbia forza l'apertura di contropiede e finisce per regalare una chance all'80 basket. Altro tiro preso nei primi secondi, stavolta da Porcu, ritmi alti in questo primo quarto, serve sotto canestro Careddu. Buona qua la difesa di Pericu, ma il rimbalzo premia ancora la squadra di Sciretti, si butta ancora dentro Camponovo. Il fallo da parte della difesa ozierese, intanto entra in campo il numero 32 Luca Cossa, sceglie il posto Pericu. 2 liberi per Camponovo, primo a bersaglio con l'aiuto dei ferri. Stessa sorte anche per il secondo libero, dunque 4 punti di vantaggio per l'Olimpia Olbia. D'altra parte Saba in palleggio, riceve in punta, mette palla per terra a Correddu, va a mettere a referto altri 2 punti, sicuramente è il più positivo dei suoi in questa fase embrionale, questa finale terzo quarto posto, il numero 19 di Enrico Marongiu. Qua è anche protagonista nello scippo ai danni di Careddu, arriva il fischio arbitrale, fallo del numero 9 capitano di Olbia, Marras, primo fallo per lui, terzo di squadra per l'Olimpia Olbia, 2 lunghezze di vantaggio per la squadra principalmente di Nero Bardatta. Palleggio, avanza Saba, blocco solo accennato da parte di Cossa, sceglie l'altro lato il compagno di squadra, conclusione che non trova il bersaglio, qua lo scarico fuori per Careddu che prova a costruirsi un tiro, poi nel tentativo di recuperare palla dopo il suo stesso errore finisce per commettere fallo su Alessandro Lai, va a rifiatare in panchina lasciando il suo posto ad Antonio Pivedda, catechizzato da Mimino Sciretti al rientro in panchina. (12-10) dunque per chi difende, prova ad allungarsi la difesa di Olbia, rischia il pasticcio in palleggio. Pietro Saba finisce per commetterlo il numero 24
alzare la pressione difensiva. Lai, va il fallo del numero 30. Messa già battuta, 4 falli per le squadre, mancano ancora 4 minuti. Quando non arriva il fischio arbitrale che sarebbe stato gradito a Cadoni e a tutta l'Olimpia Olbia. Pallone per Andrea Cadoni, arriva ora il fischio arbitrale, fallo non in azione di tiro da parte di Alessandro Lai. Esce lo stesso autore del fallo e fa il suo debutto in partita il capitano Alessandro Pala, punto di forza difensivo nel minutaggio che abitualmente gli viene concesso da coach Marongiu. 2 liberi per Cadoni e ha l'opportunità di raggiungere di nuovo quello che è stato il massimo vantaggio di 4 punti. Secondo libero è lungo ma è più reattiva la squadra olbiese a rimbalzo. Va a ricevere nel pitturato il giocatore di fatto più esperto dell'Olimpia Olbia, Fabrizio Monaco, lui che è un classe 1973. La squadra di casa, giocano il pick and roll Saba e Cossa, che arriva al numero 32, tira dalla media è corto, lui il primo ad accorgersene, fa meglio il tentativo di reverso di fatto va sotto canestro. Ultimo tocco di Marras, messa da fondo per l'80 basket. 3:38 dal termine del primo quarto, filo di gara equilibrato. Tanto esce per Olbia Cadoni e rientra Sciletti. Porta palla dell'altra metà campo Niedu, ha fatto tutto da solo, finito per sbagliare il tentativo di lay-up, palla persa da Olbia, allora può correre ancora l'80 basket, discreto però il rientro della squadra di Mimino Sciletti, rimbalzo che premia l'80 basket, spazio per la tripla, piuttosto storta di Stefano Niedu, quella che non trova neanche il ferro, classico degli airball, sto scagliato da Niedu. Ora va ad aumentare la pressione difensiva facendo perdere qualche secondo all'entrata nell'attacco dell'Olimpia Olbia. Mette palla per terra, rischia anche l'infrazione di passi. Monaco, di difforme opinione il duo arbitrale, prova a correre in contropiede dell'80 basket, palla troppo lunga, quella che intendeva cercare, o meglio servire Niedu, che non può raggiungerla. Ora Olbia prova a rimettere un po' d'ordine in questa fase finale, anche se qua palleggia troppo alto Cano e vede perso il pallone, forza la penetrazione, dall'altra parte un giocatore dell'80 basket, c'è il fallo di Alessandro Pala. Saranno 2 liberi per l'Olimpia Olbia. Il duo arbitrale ha il suo bel da fare per richiamare coach Marongiu. Altro cambio, fuori Saba, dentro Perichi, rientra dopo aver rifiatato in panchina. Un giocatore di Ossieri, Pericu. Nel frattempo per l'Olimpia Olbia, viaggio in lunetta per Antonio Piredda, primo a bersaglio, eccolo qua il massimo vantaggio della squadra di Sciletti.
secondo libero sul primo ferro, ma dormita a rimbalzo qua dell'80 Basket. Catturare la carambola ci pensa Capitan Marras, subisce un altro fallo. Due liberi per Antonio Marras, 2:28 al termine del primo quarto. Primo libero corto. Secondo che gioca con i ferri alla Sport Olserese. Arriva qua il blocco di Monaco per liberare spazio al compagno al tiro. Conclusione non è granché, non fa decisamente meglio nel tentativo di correre l'80 Basket. Arriva il minuto di sospensione chiamato da Enrico Marongiu, 2:13 al termine del primo quarto, 4 punti di vantaggio per l'Olimpia Olbia. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa. Lunghezze di vantaggio per l'Olimpia Olbia sull'80 Basket, finale terzo o quarto posto delle Final Four del campionato di promozione di basket. Squadre che rientrano sul terreno di gioco dopo il time out che è stato chiamato dal coach della formazione di casa Marongiu. C'è subito un tiro dalla lunga, altro rimbalzo in attacco, non il primo per l'Olimpia che sta giganteggiando questo aspetto statistico, anche se qua la difesa di Ostieri non paga dazio, allora prova a correre dall'altra parte il piazzato di Corredu, un pelo lungo, il rimbalzo in attacco stavolta premia la formazione bianco-blu, nella fattispecie Luca Cossa a catturare il rimbalzo. Doppio cambio per Sciretti dentro Busi e Rapuano. Tempo a cronometro fermo, opportunità per Cossa di ridurre il gap, anche se minimo, tra le due contendenti. Il primo libero non va a bersaglio, il secondo fa una fine decisamente migliore. C'è stata l'invasione da parte di un giocatore dell'80 Basket. Dunque è stato reso vano il secondo libero a bersaglio. Ora attacca Olimpia Olbia, primo pallone toccato anche da Pierpaolo Busi in punta, si alza per il tiro da 3 punti di Cagno. Corto. Allora Nieddu, dal blocco di Corredu, pressato Pala, riceve un pallone complicato, ultimo tocco è di Domenico Cano, la rimessa è per l'80 Basket. Ora Pala buca l'anticipo qua la difesa dell'Olimpia, vediamo se l'attacco di Marongiu riuscirà a creare vantaggio, perde ritmo. Un secondo per tirare, tripla la distanza siderale di Nieddu. Ultimo tocco nel duello a rimbalzo e di Cossa. Dunque rimessa per l'Olimpia con 4 punti di vantaggio. Rapuano a condurre l'attacco ospite, prova a buttarsi dentro, spostare Corredu, tirare, prendere il suo stesso rimbalzo
Piredda, poi il piazzato di Busi, a esplodere la sua panchina, più 6 Olbia, 16-10. Niedu da Correddu, Perico riceve lontano da canestro, schiaccia questo pallone a terra prevedibile che viene recuperato da Careddu, prova a correre l'Olimpia, si apre con i piedi sull'arco Canu, poi il pallone per il piazzato di Careddu, impreciso, ora prova a mettere un po' d'ordine Pala in quello che verosimilmente dovrebbe essere l'ultimo attacco del primo quarto per l'80 Basket. Arriva il fallo su Capitan Pala. Vediamo un po' se punirà una scelta difensiva che non è parsa troppo giudiziosa. Il primo libero di Pala è sbagliato. Il secondo lo stesso, dove si rivela di fatto buona la scelta dell'Olimpia Olbia, protegge l'uscita del pallone col suo corpaccione Busi, lui stesso a rimettere palloni in gioco, andando da Rapuano. 15 secondi per concludere il primo quarto, in palleggio Rapuano sulla pressione aggressiva di Pala che rischia il fallo. Rapuano si butta dentro, rischia di perdere palla e poi invece esce fuori con un potenziale gioco da 3 punti. Opportunità di arrotondare ulteriormente il proprio vantaggio Olimpia Olbia. Dopo il libero 1 secondo e 7 per la sirena di fine primo quarto. Aveva oggettivamente forzato la penetrazione, Rapuano è stato premiato. Completa il gioco da 3 punti, l'ultima preghiera del primo quarto, va non troppo lontano dal bersaglio grosso e di Sebastiano Pericu. Finisce il primo quarto a Ozieri, finale terzo quarto posto della Final Four del campionato di promozione di basket. Olbia avanti 19-10, piccola pausa anche per noi. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Pronto, qui a Ozieri è iniziato in questo momento il secondo quarto di questa finale, terzo quarto posto, Olbia avanti 19-10 contro l'80 Basket di Ozieri. Proprio in finale di quarto, grazie al gioco da 3 punti mandato a referto da Rapuano, Olbia ha raggiunto il massimo vantaggio. Un po' un avvio equilibrato. Prova a difendere forte, arriva il blocco a favorire lo sviluppo dell'attacco di Lodde, poi si butta dentro e subisce fallo Niedu. Arriva dunque la prima irregolarità del
secondo quarto, commetterla è la difesa di Olbia. Ora Lodde in palleggio, altro fallo stavolta di Cano con mestiere qui a far vedere bene un contatto che però c'era, il classe 1980 Luigi Agostino Lodde. Rimessa a lato per l'80 basket, ricezione di Perico, arriva qua il raddoppio sul numero 8 Porco, la prova a giocare a 2 con Perico, una grande idea, difesa dell'Olimpia è reattiva, recupera palla, ora a guidare l'attacco gallurese c'è Andrea Cadoni, il consegnato per Careddu, poi si va da Rapuano, tentativo di gioco a 2, tentativo di pallone nella tasca di Cadoni, legge bene la difesa dell'80 basket, recupera palla, ancora nessun punto a referto in questo primo minuto scarso di secondo quarto, punteggio che dunque rimane sul 19-10 in favore della squadra di Mimmino Sciretti, per sporcare la rimessa, a renderla complicata la deviazione di Piredda. Di Perico che finora sta portando molto lontano dal canestro, qua ottima posizione difensiva di Busi, palla persa per l'80 basket, allora in palleggio si va in punta da Piredda che termina a terra, non c'è fischio arbitrale, dalla linea del tiro libero il piazzato di Careddu sul ferro, ancora però Olimpia a catturare un rimbalzo, il tiro di Camponovo, scusate, di Careddu, cioè spinta, è stata una spinta a rimbalzo, fallo subito da Pericu, ancora alla caccia dei primi punti di questo secondo quarto, 80 basket, si va da Lodde, si apre fuori dall'arco, poi si mette spalle a canestro Porcu. Capitato a Panza che non trova il fallo che avrebbe gradito dalla prova a correre l'Olimpia con Sciretti, tentativo di andare da Cadoni, viene sporcato dalla difesa bianco-blu, tanto c'è la protesta piuttosto convinta di Lodde. Ricordiamo duo arbitrale composto dal sassarese Sanna e da Riccardo Battara di Olmedo. Messa da fondo per l'Olimpia Olbia, finta a mandare al bar il difensore, doppia conclusione di Marras, una tonnara sotto canestro, alla fine raccoglie questo pallone Busi, ultimo tocco e ancora della difesa di casa, l'Olimpia si mantiene nella metà campo offensiva, Busi a favorire la ricezione per il piazzato di Gianluca Sciretti, va a bersaglio, eccoli i primi 2 punti del secondo quarto, 21-10, in doppia cifra il vantaggio della squadra ospite, sta faticando a trovare il ritmo, l'attacco dell'80 basket, un tiro con poca parabola di Perico, corre ancora in contropiede l'Olimpia Olbia, non c'è fallo qua su Marras, però una brutta palla persa per l'80 basket, spazio per la tripla sul ferro per Sciretti, il rimbalzo viene catturato da Marras, arriva il fischio arbitrale a mettere un po' d'ordine, chiedeva il fallo Marras, è arrivato un fallo commesso ancora una volta da un giocatore della squadra gallurese, quarto fallo in 2 minuti e mezzo di poco abbondanti per l'Olimpia, esce Busi nel frattempo, andando a memoria almeno 2 punti per lui. 80 basket alla caccia disperata di un po' di ritmo nel suo attacco Porcu,
sale Pericu per giocare il pick and roll con il suo numero 8, eccolo il taglio di Pericu, buono qua il gioco a 2. Bersaglio Pericu, si sblocca anche l'attacco dell'80 Basket in questo secondo quarto da Cadoni in palleggio sulla guardia aggressiva portatagli da Bogliolo a Careddu, incrocia, riceve Camponovo, pallone ancora per il 41 che mette palla per terra e poi Di Mancino va a segnare e a subire il fallo di Stefano Panza. Punti per Gabriele Careddu. 6:53 all'intervallo lungo, primo fallo di squadra in questo secondo quarto per l'80 Basket. Careddu che sbaglia il libero supplementare, il rimbalzo è di Camponovo, gioco da 3 punti che di fatto diventa un gioco da 4 punti per l'Olimpia, 25-12. Il vantaggio si dilata, in palleggio c'è Lodde, pasticcia un po', poi tocca con il piede, c'è il fischio arbitrale, Pericu lotta a rimbalzo, pallone che è raccolto da Cadoni, apertura contropiede che poteva sembrare inizialmente ambiziosa, pallone che arriva dalle braccia tra le mani di Marras, passando da quelle di Sciretti, altri 2 per l'Olimpia Olbia, 27-12. Prova a farsi sentire il pubblico di casa, la tripla da lontano è cortissima di Bogliolo. Idee non troppo chiare nell'attacco di quello che, come già ricordato in apertura, è stata la prima forza della regular season. Lui ha perso la sua semifinale contro il Sant'Orsola, reazioni terribili sassaresi. (5:59) l'intervallo lungo, 15 punti di vantaggio per l'Olimpia, per Cadoni. Il fallo fischiato alla difesa di casa, nella fattispecie a Bogliolo. Non è per niente convinto della bontà della decisione arbitrale. Terzo fallo di squadra per l'80 Basket. Rimessa a lato per Sciretti. La palla la riceve Pireda. Un altro fischio arbitrale. Si pareggia il conto dei falli in questo secondo periodo. Parziale di 8-2 per l'Olimpia in questa prima metà scarsa di secondo quarto. Esce con tantissima libertà Sciretti, che non si fa pregare, ne mette altri 2. Palleggio ora Lodde. Dagli una mano Pericu con il blocco, Lodde osserva il piazzamento dei compagni, poi decide di fare tutto da solo, sfruttando il quarto di campo che gli era stato liberato. Canestro segnato e fallo subito per il classe 1980. Prova a dare un po' di linfa all'attacco di Coach Marongiu. Osserva in silenzio il tentativo di trasformazione di Lodde, libero sul secondo ferro, rimbalzo Sciretti, questa palla brutta, allora l'80 Basket può prendersi questo tiro che è da 2 punti, appestato a linea di 6,75 Porcu. L'Olimpia Olbia che prova a correre in contropiede, spazio per Sciretti, ottima posizione di Lodde che va a prendersi lo sfondamento, provando a caricarsi la squadra sulle spalle il numero 1, prima il potenziale gioco da 3 punti non concretizzato, ora è questa ottima posizione difensiva, sacrificio difensivo, sfondamento preso, quinto fallo di squadra per l'Olimpia Olbia.
Pericu, ancora da Lode, si butta dentro, arriva la stoppata di Camponovo, ultimo tocco di Lode, viene beffato anche alla carambola dopo la stoppata subita dalla Fresi in palleggio, cioè, fuori dall'arco, pasticcia un po' l'Olimpia Olbia, ma riesce anche con un po' di fortuna a tenere. Poi c'è l'ottimo taglio di Scireti, ancora Lode a provare a sacrificarsi in difesa, la stoppata di Pericu, allora l'80 Basket può correre in contropiede, segna e subisce il fallo e fa esplodere il palazzetto di casa Aldo Porcu, altro potenziale gioco da 3 punti. Sono i veterani dell'80 Basket a provare a dare là lo strappo e può far rientrare la squadra bianco-blu in partita. Ora libero supplementare per Aldo Porcu. E 40, gioco spezzettato anche dai falli. Verosimilmente vedremo tanti viaggi in lunetta da una parte e dall'altra. Completa il gioco da 3 punti Aldo Porcu, va a ricucire lo strappo 80 Basket, che però è ancora sotto di 12, 29-17 per squadra di Minnino Sciretti. Marras alza il capitano in palleggio, viene recapitato tra le mani di Sciretti. Ora Marras sempre da Sciretti, arriva l'ottimo taglio dal lato debole di Piredda, va a subire il fallo della difesa. Coppia di liberi per Antonio Piredda, uno viene spuntato dal ferro. La concentrazione trasforma il secondo a quota 30 l'Olimpia. È rientrato Correddu, dei migliori terminali offensivi dell'80 Basket. Pericu abbandona il pitturato per ricevere questo pallone, consegnarlo a Saba, gira palla perimetralmente nell'attacco dell'80 Basket, spende un tiro un po' forzato Pericu, Ferro non lo premia. Ora dall'altra parte l'Olimpia Olbia, c'è spazio per Piredda, non prende il tiro, allora si butta dentro Fresi, ancora per il numero 6 che prova a battere Bogliolo. Attacco dell'Olimpia chiuso in un quarto di campo, non c'è spazio, non c'è ritmo, non c'è fluidità, naturale conclusione è una palla persa. Correddu a lungo da Pericu, dimenticato dall'Olimpia Olbia, bruttissimo canestro da subire, direttamente da rimessa dal fondo. 2 punti per Pericu, meno 9 per l'80 Basket, anzi meno 11 scusate, 19-30. Correddu va a correre la squadra di casa, arriva il piazzato di Porcu che non va a bersaglio, ma ora l'80 Basket sembra aver recuperato un po' di fiducia. C'è il fallo di Correddu. Che dunque può tornare a bersaglio a cronometro fermo. La responsabilità di Antonio Marras di andare a referto punti per sfiduciare un po' un 80 Basket negli ultimi minuti grazie alle giocate. I veterani Lode e Porcu aveva ritrovato un po' di fiducia. Eccoli qua i punti di Antonio Marras, nuovo più 13 per l'Olimpia.
palla pericolosa, infatti viene persa dall'80 Basket, quello perfezionato da Marras, tanto sfiora il gioco da 3 punti il giovanissimo Fresi, uno dei tanti giovani lanciati da Mimino Sciretti, classe 2003, beato lui. Una vittoria per parte. Le sfide in regular season, perché squadre si sono affrontate la prima giornata di andata, chiaramente alla prima di ritorno. 1-2 qua per Fresi. Brutto rientro per l'Olimpia Olga. Subito almeno 4 punti decisamente rivedibili, uno da tiro libero a favore e uno la rimessa contro, meno 12, va a mettere palla per terra, fa tutto bene del suo passo, 2 punti per Monaco, finta di tiro, l'angolo per il long to delay, non va a bersaglio, finta di tiro invece di Porcu che mette palla per terra all'ultimo tocco della difesa gallurese, rimessa bianco-blu 2-26 all'intervallo lungo, è dormita sulla rimessa da parte della difesa dell'Olimpia, ne approfitta Pietro Saba che non si fa pregare, mette a referto i punti 22-23, non fa meglio qui Alessandro Lai che si fa battere troppo facilmente da Fresi, non c'è aiuto che tenga quando si tiene un palleggio di un avversario, dunque 2 punti facili per il 16enne Fresi, un palleggio Porcu dalla parte opposta rispetto al blocco portato lì da Pericu e la sua lacrima è sfortunata, l'ultimo tocco a rimbalzo è di Monaco, rimessa per l'80 Basket. ...109 secondi all'intervallo lungo. Il rimbalzo è tripla per Porcu, tiro che poteva avere un peso specifico importante dal punto di vista psicologico. La Basket sembra un po' più in partita, che se qua si perde il taglio sulla linea di fondo di Camponovo. 39-23. Saba. C'è bene Monaco a oscurargli le linee di passaggio, l'ultimo tocco è di Marras, mantiene in proiezione offensiva 80 Basket, messa affidata a Porcu, si fa vedere Pericu, esce correndo, eccolo il numero 8 si muove sulla linea di fondo e riceve Pietro Saba, può essere stato disturbato da Monaco, non scadono i 24 secondi ma il tiro non va comunque a bersaglio, anzi va decisamente lontano dai ferri. Monaco dà un'occhiata al cronometro, Olbia gestisce questo attacco, poi prova a mettere palla per terra, Marras al palla fuori per il tiro da 3 di Fabrizio Monaco, a bersaglio più 19 per l'Olimpia. Lai, Porcu fuori rischiando da Saba, difesa dell'Olimpia Luca l'anticipo, vantaggio generato, Corredu spazio per buttarsi dentro, subisce il fallo di Monaco. Tantissima fatica per l'80 Basket, pure la squadra di coach Marongiu nel corso della regular season era stata capace di segnare 75 punti di media per partita, ha fatto quasi 76, siamo fermi a quota 24, poco più di un punto per minuto, proiezione sinistra di cinquantina di punti, l'Olimpia già a 42, Fresi cambia lato, poi fa il no look Monaco, finisce con una palla persa, corre il campo Corredu,
sfruttando le sue ottime qualità da contropiedista, non va troppo lontano dal gioco da 3 punti, ha comunque l'opportunità di accorciare cerca la concentrazione in Correddu, primo libero che gioca con i ferri, poi viene spuntato fuori. Su 2 per Correddu, si prende l'ultimo tiro del quarto Marras, palla che termina ben distante dal ferro, poi finisce il primo tempo a Ozieri. Olimpia Olbia in controllo, avanti 42-24 sull'80 basket di Ozieri, finale terzo-quarto posto della Final Four del campionato di promozione di basket. Noi ci prendiamo una decina di minuti di pausa, ci risentiamo per gli ultimi 20 minuti della sfida. You can call me stupid, you can call me sheep, you can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble, dear, 'cause I would break my arm, no I won't wait. You're in trouble, dear. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Amici di Directa Sport, di nuovo live dal Palamurrazzo, sta per iniziare il terzo quarto della finale, terzo e quarto posto della Final Four del campionato di promozione che sta andando in scena in questa 2 giorni ozierese. Finale terzo quarto posto che vede protagonista l'80 basket di Ozieri e l'Olimpia Olbia. Primi 20 minuti di partita andati in archivio con la formazione di Mimino Sciretti in vantaggio anche in maniera piuttosto netta, 42-24 il risultato con cui le due squadre tornano in campo. Verosimilmente servirà una fiammata in questi primissimi minuti di ripresa alla squadra di Marongiu per provare a rientrare in partita. Ci prova subito con il potenziale gioco da 3 punti per Pericu, proverà a trasformare il libero supplementare andando a referto di fatto il terzo punto di questo terzo periodo di gioco. Pericu che trasforma il libero. Poi inizia con i migliori auspici la ripresa per quello che riguarda l'80 basket. Vediamo un po' se l'Olimpia Olbia riuscirà a mantenere il rendimento offerto nella prima metà di partita. Ora il pallone che arriva tra le mani di Correddu, che batte dal palleggio Correddu ma poi sbaglia l'appoggio. Non impossibile la conclusione provata da Correddu. Abbiamo già ricordato nel corso dei primi 2 quarti, età media molto bassa da parte dell'Olimpia Olbia. A proposito di età media bassa, protagonisti
per la finale insieme alla New Basket Ploaghe. Saranno i ragazzi del Sant'Orsola Sassari che ieri hanno giocato un brutto scherzo proprio all'80 Basket, infliggendo loro una netta sconfitta con il punteggio di 81-63. Ma torniamo a quella che è la più stretta attualità, con l'80 Basket che recupera questo pallone, qua forza un po' una palla complicata Porcu, cambia idea all'ultimo, ha pensato inizialmente alla palla schiacciata a terra per Saba, poi all'ultimo ha cambiato idea, non è mai un ottimo proposito. Che recupera solo per un attimo il pallone, Aldo Porcu in palleggio, pallone in punta da Niedu che si costruisce un tiro da solo e lo manda a bersaglio. Tripla di Stefano Niedu, 10 punti di ritardo ora per l'80 Basket. Avevamo ipotizzato un inizio veemente da parte della formazione di casa che non ci sta a chiudere al quarto posto, una manifestazione a cui arrivava da testa di serie numero 1, oltretutto organizzata sul parquet amico. Pallone rimesso in gioco tra le mani di Stefano Niedu sulla tripla che ha regalato il -10. Ora corre Edu, va a prendere posizione nel pitturato Pericu, ignorato dal suo numero 19. Attenzione alla seconda tripla consecutiva di Niedu, sta decisamente più storta, ma è lui il primo ad accorgersene e a recuperare il rimbalzo per i suoi. Poi Porcu per Pericu, tira il raddoppio dell'avversario, poi il tiro di Saba nettamente impreciso, c'è il tocco con il piede, non c'è il fischio arbitrale, tocco di Capitan Marras che la riceve, batte Corredu, mette 2 punti appoggiandosi al tabellone, prova a correre l'80 Basket. Porcu finta di prendersi il tiro da fuori, sorprende Rapuano troppo alto sulle gambe, è stato al fallo il numero 5 dell'Olimpia Olbia. Rimessa al lato, affidata allo stesso Porcu. Esce Niedu e riceve, palla pigra, pericolosa e persa per Cadoni. Arriva il fallo a fermare il numero 3 gallurese commesso da Pietro Saba. Così come Pericu, Ozierese anch'egli. Fatto vedere l'enorme potenziale di cui dispone, uno dei migliori giocatori di questo campionato di promozione. Il libero sbagliato qua da Cadoni. Ma ci crede anche il pubblico di casa. Tornano a essere 13 le lunghezze di differenza fra le due squadre. Avanza in palleggio Niedu, Pericu bucato qua all'anticipo da parte della difesa olbiese, pallone che termina fuori dall'arco per Porcu, tiro che termina sul ferro, rimbalzo catturato da Sciretti e poi subisce il fallo della difesa. Secondo fallo di squadra, si lamenta coach Marongiu, viene richiamato da uno dei due arbitri. Alla fine arriva il tecnico, insomma, non abbiamo visto male per il coach dell'80 Basket. Tutto confermato, tiro libero affidato a Sciretti con l'aiuto di Ferro e Tabellone, da bersaglio il punto numero 46. Costieri era rientrata fino al -10, era un paio di palle perse e questo fallo tecnico. Infatti hanno tolto un po' di ritmo e di inerzia la squadra bianco-blu. Camponovo va da Rapuano, del palleggio arresto tiro per Capitan Marras. Più 16, dall'altra parte Corredu si arresta all'altezza del tiro libero, scarico per Saba che prova a fare tutto da solo, prova a entrare
nella partita. Mettere 2 punti potrebbero essere importanti tanto per lui quanto per la sua squadra. Sciretti chiede un fallo, gli arbitri si voltano dall'altra parte, non raccogliendo la lamentela del numero 4, classe 1988, Gianluca Sciretti, storico giocatore dell'Olimpia Olbia, infatti ha sempre vestito questa maglia. La ricezione per Saba che prova ad andare da Periccu, anticipato dalla difesa olbiese, c'è spazio per la tripla che però è cortissima. Al rimbalzo sulla palla vagante, di fatto più reattivo il Capitan Marras, qua correndo rischia lo sfondamento. Il tiro viene comunque disturbato, dall'altra parte c'è il piazzato a bersaglio di Capitan Marras. Dunque l'Olimpia Olbia, dopo un inizio di ripresa complicato, rimette un qual certo margine tra sé e i propri avversari odierni. Ora Porcu, pallone per Saba che si mette in ritmo, prova a farlo, tiro corto, carambola catturata da Canu. Dall'altra parte ancora l'Olimpia con Rapuano, va da Marras, il blocco dello stesso numero 5, va dall'altra parte, poi va a bloccare a sua volta Capitan Marras. Pallone schiacciato a terra da parte di Domenico Canu, c'è un tocco con il piede da parte della squadra bianco-blu, si ferma la partita al Palamurrazzo, 50-34 per l'Olimpia Olbia, ci fermiamo anche noi. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. 5 minuti 12 secondi al termine del terzo quarto, Olimpia Olbia avanti di 16 con la palla in mano, con la speranza e la possibilità di ritoccare il vantaggio. Si è messo decisamente in ritmo Capitan Marras, altri 2 punti per lui, di nuovo più 18, sembra essersi spento l'entusiasmo in casa Ozieri dopo il parziale a Fiori Presa che aveva portato le due squadre soli 10 punti di differenza, soli tra virgolette, tanto ancora spaziature rivedibili nell'attacco dell'Olimpia. Dovevano giocare a 2 Saba e Periccu. Ultimo tocco della difesa dell'Olimpia, a Saba con mestiere a giocare di sponda con le terga di Domenico Canu. Difesa dell'Olimpia beffata qui dal numero 24. Si arresta alla lunetta qui Sciretti. Qua viene lasciato un buon cuscinetto a Niendu che prende il tiro da 3. Palla nettamente lontana dal bersaglio grosso, ecco spiegato il battesimo della difesa. Dall'altra parte Marras, poi il tiro di Camponovo, va bersaglio della Saba che prova ancora una volta ad accendersi, lo scarico per Porcu, la tripla del numero 8 a bersaglio. Palleggio, arresto, tiro dalla lunetta per Domenico Canu, stavolta non a bersaglio, eccolo ancora un tiro da 3, stavolta per Saba.
sta decisamente faticando dalla distanza, prova a correre in contropiede, a chiudere con la mancina Rapuano. Mancano le gambe per trovare il nuovo più 17. Ritmi frenetici, qualche errore di troppo. Pezzieri che comunque non riesce a rientrare in partita, pertanto per l'Olimpia rientra Antonio Piredda a lasciargli posto un super positivo Marras. Mette il pallone in gioco Corredo, non da Bogliolo, avanza in palleggio, supera linea di metà campo, pasticcio del numero 10, dall'altra parte segna col fallo Antonio Piredda. Che pasticcio qua di Bogliolo, si infuria, panchina tra gli altri Pietro Saba. Nel frattempo tiro libero supplementare per Piredda, riportare i suoi sul più 18 a 3 minuti e 09 alla fine del terzo periodo. È corto il libero di Piredda, rimbalzo catturato dalla squadra bianco-blu, in palleggio Bogliolo, protagonista in negativo prima della palla persa, rischia ancora, però buca l'anticipo stavolta la difesa dell'Olimpia. Saba allora trova 2 punti che valgono però solo il meno 15. Rapuano consegnato per Sciretti, che leva palla nel quarto di campo a lui riservato Camponovo. L'Olimpia sceglie altre strade per costruirsi un tiro canuno, lo manda a bersaglio per l'80 basket allora con Bogliolo che spara da lontano e va a bersaglio, rifacendosi parzialmente della sanguinosa palla persa di qualche secondo fa. Meno 12 di nuovo per l'80 basket, a cui serve uno sforzo supplementare. Qua non arriva nessun taglio sulla linea di fondo, pallone di Domenico Canuni, termina direttamente sul fondo. Per nuova chance di portarsi anche in singola cifra di svantaggio per l'80 basket. Palleggio con Porcu, si va da Saba che batte dal palleggio il diretto avversario, non arriva il fallo gradito al numero 24. Rientro dell'80 basket è comunque discreto, rischia comunque di subire 2 punti la squadra di Marungiu. Dall'altra parte forzatura di Porcu, un tiro complicatissimo con l'aiuto del tabellone. Qua Euro step di Camponovo, pallone che arriva in qualche maniera tra le mani di Capitan Marras, che si rimette al lavoro. Da un'altra botta alle velleità di rimonta dall'80 basket, altra palla persa da Bogliolo e poi fa subire fallo antisportivo, da commettere fallo antisportivo su Sciretti. Infuriato Marungiu in panchina. Si lamenta Bogliolo. È il quarto fallo di squadra nel quarto in periodo per l'80 basket. 2 liberi per Gianluca Sciretti, per il nuovo più 16. Diventa potenziale più 15 dopo il primo errore. In lunetta, secondo libero a bersaglio. 59esimo punto per l'Olimpia. Messa al lato, battuta da Sciretti, rischia il pasticcio Rapuano. Farà da Sciretti che si prende il tiro da 3 punti. Dalla sul ferro il rimbalzo di Capitan Marras, va a terra Porcu, non c'è fischio arbitrale, altri 2 per l'Olimpia. Scappa di nuovo, più 17, ultimo minuto del terzo periodo. Bogliolo da Porcu, con i piedi sull'arco,
riceve Panza, palla di ritorno con Porcu, adorna un po' la difesa di Sciretti. 2 punti per l'Olimpia, mentre arriva il fallo in attacco commesso da Pirella, è venuto a sfondare sull'ottima posizione difensiva di Porcu. Sempre 15 punti di ritardo per la squadra di casa, tanto qua Bogliolo Porcu prova a mettere palla per terra, arriva il fallo della difesa, fallo di Marras. Quinto di squadra, 2 liberi per Aldo Porcu. A 19 secondi e 3 decimi. Primo libero a bersaglio per Porcu. Stessa sorte per il secondo, difesa importante qui per 80 Basket, in palleggio Marras prova ad allungare la difesa, la squadra di Marongiu, viene fuori discretamente l'Olimpia, poi il tiro di Marras viene disturbato dall'ottima difesa di Panza. Altra chance per l'ultimo tiro del quarto per l'Olimpia Olbia, che non va a bersaglio, dunque va in archivio anche in archivio il terzo quarto di gioco al Palamurazzo di Ozieri. 48 80 Basket Ozieri, 61 Olimpia Olbia. Prima degli ultimi 10 minuti di partita ci prendiamo l'ultima pausa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto un sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Villas 2019, lo spazio per tutti. Il nostro campo estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi della Sigma in via Castiglione a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff ti aspettano. Ma affrettati, i posti sono limitati. Live dal Palamurrazzo, sta per iniziare l'ultimo quarto di gioco di questa finalina per il gradino più basso del podio di questa Final Four del campionato di promozione di basket che sta andando in scena sul parquet ozierese. A 10 minuti dal termine l'Olimpia Olbia di Mimino Sciretti avanti con il punteggio di 61-49 sull'80 basket di Enrico Marongiu. Di quarto che ha lievemente sorriso la formazione bianco-blu, si era trovata nel corso della gara anche sotto di 19 lunghezze. In apertura di terzo periodo aveva trovato il break che l'aveva fatta rientrare fino al meno 10, poi nuovo controparziale dell'Olimpia, ha in parte gestito il vantaggio andando all'ultimo riposo con
12 punti di vantaggio con il 61-49 con cui è iniziato questo ultimo periodo. A terra Monaco e Panza. Si lamenta ancora Marungiu. È già arrivato un tecnico per il coach dell'80 Basket. Messa da fondo per i suoi ragazzi. Mentre palla in gioco Pietro Saba. Il fallo fischiato a Monaco. Un attimo di indecisione nel duo arbitrale, ricordiamo essere composto dai signori Davide Sanna e Riccardo Battara. Già 3 falli di squadra per l'Olimpia Olbia. Qua Porcu rischia il pasticcio, alla che arriva in qualche maniera a Panza. Arriva la segnalazione di palla contesa. Freccione del possesso alternato premia la squadra di casa. Rimessa affidata a Saba. C'è un attimo di colloquio tra uno dei due direttori di gara e il tavolo. 9:23, si sono giocati solo 37 secondi fatto questo ultimo periodo di gioco del Palla Murrazzi. Questa battuta da Saba, buca l'anticipo, la difesa olbiese spende un tiro da 3 che poteva essere di fondamentale importanza a Porco, il pallone che va sul ferro, poi si tuffano per contendersi la sfera Lodde e Piredda. Stavolta il possesso è per l'Olimpia Olbia, tutt'altro che fluido questo primo minuto di gioco nell'ultimo quarto. Una palla persa per la squadra gallurese. Fatichiamo anche noi un po' in telecronaca a prendere il ritmo. La prova a mettere un po' d'ordine Ostieri con Lodde. Supera la linea mediana, sale Corredu. Rischia la palla persa, poi va da Panza, va a chiudersi una porzione di campo decisamente ridotta, non va troppo lontano dalla palla persa. L'ultimo tocco è di Camponovo, rimessa ancora per la squadra di Marungiu. Ecco Saba che parte, si prende la linea di fondo, sta bene con lui solo all'inizio Rapuano. Gioco da 3 punti potenziale per Pietro Saba. Non aveva difeso male Rapuano, ma Saba è stato semplicemente più bravo nella circostanza. Ha trovato 2 punti e il fallo del suo marcatore. Saba che non trasforma il libero, che fallisce l'opportunità di riportarsi dopo una vita in singola cifra di svantaggio. Dall'altra parte arriva il fallo della difesa sullo stesso Rapuano. Fallo di Panza. Dunque 2 liberi per il numero 5, classe 1996, Ciro Rapuano. Uno su 2 e più 11 di nuovo per l'Olimpia. Esce lo stesso Rapuano, rientra Careddu. Spezza il raddoppio Panza, finisce per subire il fallo della difesa.
già quarto fallo, anzi già quinto fallo di squadra per Olbia. Sono andati via solo 1 minuto e 22 secondi nel quarto periodo. Panza per abbattere la soglia del meno 10. Primo libero sbagliato, dunque appuntamento con lo svantaggio, una cifra quantomeno rimandato per Ozieri. Secondo libero a bersaglio, 5-2 per chi difende, 6-2 per chi attacca. Cadoni prova ad allungare la difesa, Lode con Mestiere, poi arriva il disturbo irregolare di Panza. Altro fallo, altro fischio arbitrale. È già l'8º fallo complessivo tra le due squadre in poco più di 1 minuto e mezzo. Eseguita dall'Olimpia, tiro sbagliato, poi di fatto si ostacolano al rimbalzo Camponovo e Careddu. Prova Lode, arresto sospetto del numero 1, poi tiro complicato, lotta Panza a rimbalzo, carambola catturata da Camponovo, fallo dello stesso numero 9, il quarto della sua partita, così come il quarto di squadra per i ragazzi di Marongiu. A metà campo per Gabriele Careddu. Cadoni avanza in palleggio, Camponovo fa tutto da solo, lo fa bene appoggiandosi al tabellone. 6-4-5-2. Niendu in punta a osservare il movimento dei compagni, arriva il blocco portato lì da Panza, si sceglie all'altro lato, appoggio sbagliato da parte di Niendu, dall'altra parte ancora Olimpia, ribaltamento a servire Careddu, si prende l'area, si prende un tiro, 2 tiri, altrettanti rimbalzi, tanto la palla tra le mani dell'Olimpia. Sciretti, azione di Lode, non va troppo lontano dal fallo, poi arriva il taglio di Cadoni, stretto l'accelerare, la conclusione. Camponovo, rimbalzo per la squadra di casa, ora Pietro Saba. Panza. Dall'altra parte Olbia, con l'appoggio di Marras fallito. Recupera un altro pallone, l'80 basket, prova a correre il campo Correddu, a subire il fallo e a procurarsi 2 liberi a 6 minuti e 47 secondi dalla sirena finale. Rientra Pericu, lascia a posto sul parquet Panza. Ora il momento dei liberi di Correddu. A bersaglio il primo. Secondo non entra, rimbalzo di Camponovo. A fretta. Apertura di contropiede Olbia. Che perde palla. Commette fallo con Sciretti, oltretutto per il numero 4, nipote del coach, il quinto fallo della partita. 2 liberi per Pietro Saba. Ancora una volta per il tabù dell'abbattimento della soglia dei 10 punti di ritardo.
primo libero a bersaglio. Il secondo gioca col ferro e non va a bersaglio, rimbalzo che premia la squadra di Marongiu, 2 punti di Pericu, eccolo, agognato, meno 8. Careddu da Cadoni, la sale anche l'incitamento, arriva la palla rubata da Correddu, Saba prova a correre in contropiede, bella palla lasciata lì per Stefano Niedu che appoggia il tabellone, eccolo il parziale che serviva all'80 basket per rientrare in partita. In un battito di ciglia abbiamo un finale di gara interessante e a poco più di 6 minuti dal termine, 6 e 12 per la precisione, sono solo 6 i punti che separano 80 basket e Olimpia Olbia. Vediamo che la squadra di Sciletti è stata avanti anche di 19. L'opportunità di segnare di nuovo a cronometro fermo con Cadoni tra i fischi del Palamurrazzo, sbaglia il primo tentativo. Anda a bersaglio il secondo, più 7 Olimpia, ora esce proprio Cadoni, rientra Domenico Canu. Correddu a fare la rimessa, Niedu avanza in palleggio, batte con discreta facilità Careddu, che l'appoggio al tabellone non è preciso, ultimo tocco la contesa, questa è la scelta degli arbitri, nessuno dei due ha deciso di dare una direzione a questa rimessa. Dopo un pizzico di indecisione si è optato per la contesa, c'è il possesso alternato che premia la squadra di Marongiu. Correddu da Pietro Saba, allora consegnato a palla che sbaglia il lay-up, essere un po' troppi errori di misura da vicino per l'80 basket. Riceve Marras, prova a mettere palla per terra contro la difesa di Niedu, pallone che arriva in qualche maniera tra le mani di Gabriele Careddu che forza la conclusione, la sbaglia Correddu da Pietro Saba che si mette in ritmo, tiro è lungo, rimbalza, arriva il fischio arbitrale. Penalizzare Niedu. Fallo a rimbalzo, 2 liberi per l'Olimpia. Camponovo segna il primo. Anche il secondo, ovviamente più 9 per l'Olimpia Olbia, prova a correre Rozzieri con Pietro Saba che alla fine si palleggia sui piedi, sugli stinchi, sulle ginocchia, sulle caviglia. Alla fine finisce, termina per perdere il pallone. Canu, lato dove Marras avvia la circolazione perimetrale, prova a mettere palla per terra, ci riesce, non trova il fallo Domenico Canu, rimase più reattiva la squadra gallurese, un 4-0 rischia di indirizzare il finale di partita. Careddu da Pericu, il piazzato del numero 12, dopo meno 9. Ambiziosa qui l'apertura direttamente dalla rimessa, recupera palla Saba che scambia con Careddu, pensa per un attimo al tiro da 3, arriva il fallo della difesa, sanzione combinata Antonio Marras. Squadre entrambe in bonus, dunque 2 liberi per l'80 basket che
non vuole chiudere da Cenerentola. La Final Four organizzata in casa e a cui è arrivata la testa di serie numero 1. Primo libero a bersaglio per Niedu, meno 8. 1 su 2 per il numero 20, rimbalzo che dopo un paio di carambole termina tra le braccia, tra le mani sicure di Monaco. Prova a rubar palla Niedu, fallo. E altri 2 liberi, il ritmo ancora spezzato sul parquet del Palamurrazzi. Caredu per ridare 10 lunghezze di vantaggio ai suoi, farà solo in caso di 2 su 2. Primo libero gioca con ferro e tabellone, dice sul fondo della retina. Secondo non va a bersaglio, dall'altra parte allora finta solo il tiro Porcu. C'è in angolo Saba che mette palla per terra con buona tecnica, pallone per Caredu piazzato sul ferro, rimbalzo catturato da Camponovo. Così decisiva della partita. Canu scambia con Caredu, posizione per Monaco, long 2 del numero 15, sarà più reattiva al rimbalzo la formazione di Mimino Sciretti, palla per terra a Camponovo, pasticcia l'attacco gallurese, arriva il fallo fischiato allo stesso numero 15. Fabrizio Monaco si cambia a metà campo per altri 2 liberi per Aldo Porcu. 61 Seri, 70 Olbia, 3,48. A bersaglio il primo libero di Porcu. Secondo è corto, rimbalzo catturato da Camponovo, va a correre Olbia, perde un altro pallone, Niedu per Corredu, appoggio del 19, meno 6, 80 basket, che non vuole rallentare i ritmi, pasticcia in palleggio Camponovo, la caccia di un fallo, non è mai arrivato. Doppio palleggio, brutto errore per Camponovo, pronto a entrare in terreno, a rientrare sul terreno di gioco Piredda. Lo stesso Camponovo, quindi tra virgolette punito dal suo coach. Si fa sentire il pubblico di casa. Niedu da Corredu, palla complicata qui per il numero 19. Le squadre giocano a Ciapanò, Rapuano, da Canu, Marras, va ancora dal suo numero 8 che ha spazio per battere con discreta facilità Porcu, appoggiare 2 punti importantissimi. Dall'altra parte corre Ozieri con Pericco e annulla immediatamente gli effetti del canestro appena subito, ridando 6 lunghezze di ritardo, 2,51, 6-6 Ozieri, 7-2 Olbia. Si fa vedere Marras, anticipato forte da Saba, non pensa neanche per un attimo al backdoor, palla recuperata da Porcu che poi subisce il fallo dell'altro numero 8 della partita, Domenico Canu. 2 liberi per Porcu, idiota opportunità di riavvicinarsi ulteriormente per l'80 basket.
Sbaglia il primo Porcu, verificando a meno metà del suo sacrificio. Zero su 2, sanguinoso qua di Porcu. Al rimbalzo Pericu va a colpire Marras fallosamente, dunque da una lunetta all'altra. Abbiamo detto poco ritmo in questo quarto, sale la tensione con l'avvicinarsi delle fasi caldissime, questa finale che vale il gradino più basso del podio. Questa è il Final Four del campionato di promozione di basket maschile. Arriva il cambio fuori Careddu dentro Camponovo ad anticipare i liberi di Capitan Marras tra i fischi del pubblico di casa. Marras sbaglia il primo, corto. Segna il secondo, dando 3 possessi, anzi 4 possessi, no, 3 possessi di vantaggio alla sua Olimpia Olbia. Porcu finta al tiro, frazione di passi del numero 8. 2 minuti e mezzo. Camponovo a rimettere in gioco per Capitan Marras sulla guardia di Saba, va a rubar palla rischiando il fallo Nieddu. Pallone che arriva nel pitturato da Rapuano, non trova il bersaglio grosso, prova a correre in contropiede Corredo, appoggia al tabellone, sua conclusione che non trova il bersaglio grosso. Olimpia Olbia pensa per un attimo a correre con Rapuano, poi c'è il fallo di Nieddu. Sciretti che si infuria dal suo numero 5, reo di aver accelerato un po' troppo i ritmi, stanti vantaggio, scarso minutaggio al termine della partita. Primo libero ancora corto per Rapuano. Secondo che fa a bersaglio, nuovo più 8, esce proprio l'autore dell'ultimo punto dell'Olimpia, rientra Careddu, 8 punti da difendere per l'Olimpia. Va Porcu, la linea di passaggio belletta da Marras, a pochi centimetri dalla palla recuperata. Sono pronte a bordo campo le protagoniste della finalissima New Basket Pro Aghe e Sant'Orsola Sassari. Pericu, quasi di tocco per Corredo, trova 2 punti importanti. L'Olimpia può andare quasi a chiudere la partita, ma finisce per perdere palla, regalarla a Porcu. Un tiro complicato, si ritrova in qualche maniera il pallone fra le mani. 15 secondi per l'attacco della squadra di Marongiu. Corredu da Pericu, arriva al lato cieco Marras, recupera palla, scappa in palleggio. Olbia a un passo dal terzo posto, sta a giocare col cronometro. Marras per il piazzato di Cadoni, che probabilmente mette la parola fine alla partita. Di nuovo 10 punti di vantaggio. Siamo entrati in questo momento nell'ultimo minuto di partita. Porcu deve forzare il tiro da 3, decisamente fuori misura. Careddu non riesce nella conclusione da sotto, da stabilire solo il punteggio finale. L'Olimpia Olbia che dunque guadagna il terzo posto in questa Final Four del campionato di promozione di basket maschile. Chiude da fanalino di coda la testa di serie numero 1 e organizzatrice della manifestazione 80 basketozzieri. Tra
poco, con inizio previsto per le ore 20, ma probabilmente andremo a slittare qualcosina sulla tabella di marcia. La finalissima per il primo posto si affrontano New Basket Ploaghe e Sant'Orsola Sassari. Bersaglio, un libero per Corredu, 34 secondi e 2 decimi al termine, 76 Olimpia Olbia, 67 80 Basket Ozieri. Noi ci prendiamo l'ultima pausa di questa finalina. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. Ultimi 34 secondi e 2 decimi della finale, terzo quarto posto della Final Four del campionato di basket di promozione maschile. Olimpia Olbia in controllo, 9 punti di vantaggio da stabilire, solo il risultato finale, poi sarà tempo dopo una piccola pausa di finalissima, vedremo chi si aggiudicherà il titolo qui sul parquet del Palamurrazzo di Ozieri. Arriva comunque il fallo sistematico da parte della squadra di Marongio, che però di fatto allunga solamente l'agonia. Questo mezzo minuto di poco abbondante separa le due squadre, le due contendenti alla serena finale. Ci sono 2 liberi per Andrea Cadoni, abbiamo detto uno dei giovanissimi a disposizione di coach Mimino Sciretti, che ha schierato questo giro. 3 giocatori nati dal 2000 in poi, conferma della seguito della linea verde da parte della società gallurese. Chiude con forse l'ultima palla persa della sua 2 giorni qui a Ozieri, ma anche con l'ultimo recupero. Olbia che voler morire con la palla nelle mani, invece il giovane De Lugas si toglie comunque lo sfizio di mandare 2 punti a referto, andando un po' contro le regole non scritte della pallacanestro. Finisce la finale, terzo quarto posto la vince l'Olimpia Olbia, che batte con il punteggio di 79-67 l'80 Basket, guadagnandosi il gradino più basso del podio di questa Final Four del campionato di basket di promozione maschile. Io ringrazio Andrea Faris per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Vi invito a rimanere sulle nostre frequenze, perché fra circa 15 minuti sarà la volta della finale per il primo posto tra New Basket Ploaghe e Sant'Orsola Sassari. Per il momento, e solo per il momento, un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.